Di nuovo qui amici a Centro Anch'io, oggi ci siamo spinti fino in contrada San Giovanni per raccontarvi chiesa di San Giovanni Evangelista. Centro Anch'io. Nel 390 d.C. venne eletto il vescovo di Brescia San Gaudenzio, successore di San Filastrio. Egli, rientrato dalla Terra Santa con molte reliquie, fondò in questo punto la terza basilica bresciana, chiamata Concilium Sanctorum, che venne consacrata tra il 400 e il 402. Questa prima basilica fu distrutta a causa delle invasioni barbariche ed anche quella successiva, medievale, crollò a causa di un incendio. La base della struttura attuale fu iniziata nel 1151. Durante il 400 vennero aggiunti 2 chiostri e la chiesa fu affidata ai canonici regolari di San Salvatore, originari di Venezia. La facciata è una vera e propria stratificazione di stili diversi, soprattutto gotici. Il finestrone rettangolare è rinascimentale. Il portale in pietra con arco su colonne è del Cinquecento, opera del milanese Filippo de Grassi. Gli archi che lo affiancano appartenevano un tempo ad antiche tombe nobiliari. Quello in cotto a sinistra viene da una tomba della famiglia Maggi, quello in marmo a destra è l'avanzo di un sepolcro della famiglia Paitone. All'interno la chiesa ospita la cappella del Santissimo Sacramento, uno dei gioielli di arte rinascimentale più eccelsi che abbiamo a Brescia, dipinta da Romanino e Moretto con storie legate all'Eucaristia. La pala d'altare della cappella è invece di Bernardo Zenale. C'è un detto dialettale che dice "a tavolo s'adenta mai vez". Lo scopriamo insieme tra pochissimi secondi, restate con noi. Centro Anch'io. Di nuovo qui alla chiesa di San Giovanni e riprendiamo il detto che abbiamo lanciato poco fa, "a tavolo s'adenta mai vez". Vero o falso? Andiamo. Significa che potrebbe significare che a tavola che sia sempre giovane, nel senso che la gola non ti fa invecchiare. Sì, ma lei sa apprezzare la buona tavola? Come? Anche la compagnia? E anche la compagnia, sì. Senza esagerare però, eh? Sì, insomma, tutte le cose non c'è da esagerare, però la buona tavola e l'ottima compagnia vanno di pari passo. Non voglio una brava cuoca. Bravissima, bravissima. Infatti noi non andiamo mai al ristorante perché mangio troppo bene a casa. A tavola non si diventa vecchi. Lei è una buon gustaia, signore. Infatti, Ma è anche una brava cuoca? bravissima. Allora, quali sono Si vede? E quali sono i piatti che le riescono meglio? Casoncelli? Che cosa apprezza di più della tavola, signora? Cosa La apprezzi? compagnia o il cibo? Entrambi. Ma sei una buona forchetta? Buonissimissima. Sì. Apprezzi i piaceri della tavola? Apprezzo molto. Ma ecco, quando si esce a cena, apprezzi di più la compagnia o il cibo? Devo essere sincera. Sì. Il cibo. A tavola non si invecchia mai. Lei è una buona cuoca? Abbastanza, me la cavo. Se la cava mica male, dai. Infatti non ha neanche una ruga. A tavola s'adenta mai vez. No, non l'avevo mai sentito. Però sa tradurlo. Sì, Che significa secondo lei a tavola s'adenta mai vez? a tavola non si diventa mai vecchi. Lei è una che sa apprezzare la buona cucina. Molto. Allora, ci facciamo invitare a pranzo da lei. Quali sono i piatti che le riescono meglio? Lasagne, mangio all'olio. Perché si è sempre allegri, si mangia e quindi Chi apprezza di più la buona tavola, lei o lei? Io. Lei è una buona forchetta? Sì, E lei è la moglie? certo. E cucina? Bene. Bene. Allora, quali sono i piatti che preferisce? I primi. Va di primo lei. C'è una cosa simpatica, una postilla da aggiungere a tavola, Franco, vero? Signore, a tavola, a dialetto, Sì. a tavola a letto bisogna il rispetto. Ehi. Hai capito? Vuol dire che a tavola e a letto tu devi essere buono in tutto. Va bene, mettiamola così. Grazie. Ciao. Bene, allora, a tavola s'adenta mai vez, a tavola non si invecchia mai. Un inno all'amicizia ed alla convivialità, con moderazione però, Bene, dalla chiesa di San Giovanni, come dicono quelli importanti, è tutto. Alla prossima puntata di Centro Anch'io. Arrivederci.